Che ridi? Rido perché le soddisfazioni sono incredibili. Ho ricevuto la telefonata del presidente della Best Culinary School, che è tra le scuole di cucina più importanti del mondo. Ma davvero? Cioè, hanno avuto defezioni con gli alunni, cioè molti alunni si sono dimessi dalla scuola. Ma perché? Vogliono venire qui da noi. A fare che A qui? Dove li imparare mettiamo? qua da noi. Queste sono soddisfazioni che ti chiamano di tutto il mondo, ti chiamano, capisci? Che bello. Ma dove ti chiamano? Che Best Culinary School. Al telefono, dico, ti chiamano? Sì, al telefono mi mandano pure i messaggi, ciao Totino, come sei? E insomma, una cosa Così, bella. vabbè. Sì, sì. Allora, scusa, non Vai. posso esimermi dal Dai, fai il tuo salutare giro, la saluta. nostra telecamera, la mia camera, la camera dell'artrosi cervicale. Vai. Amica! E Abbiamo ultimo, finito? ma non ultimo, Lo zio Gianni, lo zio che lo zio Gianni. Gianni mi ha detto in sogno, mi è apparso in sogno e mi ha detto: ma quella Desiree Sì? è vera o è finta? Ah, no, sono gli ho vera, hai detto. È vera, è vera. Cioè, ogni tanto ti risponde alle domande e dice: mi pare strana sta cosa che risponde, perché non è che pare tanto, capito? Ma smettila, ma smettila. Ma l'ha detto lo zio Gianni? Sì, lo zio Anziché Gianni, dire, dai, vabbè. smettila, dai. Allora, che cuciniamo oggi, dai? Di che parliamo? Costa diva, costa diva, chi è? I cugini di campagna. Come i cugini di campagna. Ma loro cantano così con questo solfetto generalmente. Questa castativa il solfetto, che cos'è? Solfetto? È un solfetto fritto. Cioè, questa è ma lo capisci, la norma, Cosa? castativa. Bellini. Bellina, sì, dai. Vediamo, ricantala. Dai, fammi vedere, carina, dico. No, Bellini, l'autore. Ah, Bellini, il cantante, là, Il il cantante. coso, come si chiama? Ne ha tolto lo zio Gianni quando mi dice: voi una cosa avete detto che quello stanotte mi affaccerà in sogno e me ne dirà di tutti i colori. Ma scherziamo, dai, si scherza. Ma dico, quindi, ascolta. Compare Tonino se ne va alla sfida. Poi scompare. Questa è la cosa. Cioè, ho cantato l'intermezzo della cavalleria rusticana dove Turiddu e lei così me le butta così. Senti, ma dimmi una cosa, di norma, tu questo piatto come lo prepari? Allora non hai capito, oggi Eh? parleremo della cucina in musica, perché dentro la cucina c'è la musica e faremo cannelloni alla norma Vedi e perché? l'omeletta alla Mascagni. È Lo tutto sapevi che questo esistono perché questi dalla piatti? norma, dall'opera di Bellini, della norma. Puccini, I Puccini, Bellini, Puccini chi? Bellini, i Pulcini, c'erano i Pulcini. La norma è di Bellini. Lo so. Allora, prepariamo questi cannelloni alla norma. Va bene. Come vedi abbiamo fritto delle melanzane, Sì. abbiamo fatto della salsa e ora andiamo a combinare per fare che cosa? Per fare Il i cannelloni, perché il ripieno. cannellone è ripieno. È giusto? Sì, Se non è ripieno non è cannellone. di norma è ripieno. È di norma. Normalmente è ripieno. Allora, noi cosa dobbiamo fare? Questa è una ricetta che non avrà besciamella nel cannellone. Niente, sarà non ne proprio facciamo nature, besciamella, niente nature. niente. E allora prendiamo le melanzane che avevamo presettamente Prefritto. fritto. Mi dai anche la salsa, per favore? Ecco, qui sta Allora. andando e mettiamo un po' della bella salsa che abbiamo fatto. Questa è sempre salsa di pomodoro con l'aggiunta della concentrato di pomodoro. Ah, del concentrato di pomodoro. Ma perché? Perché sa Questo più sta- dolce il concentrato di No, pomodoro? lo rende più corposo, lo rende corposo, più corposo. più corposo. Andiamo. Bene, va bene. Allora, fino a qua Appena ci questa siamo. comincia a Queste le hai comprate, scaldare. giusto? I cannelloni, quelli là. Che ci sono anche quelli tutti chiusi, vero? Quelli duri. Quelli che tu metti il condimento. Che non sai come metterlo, se buttarlo. Questa pasta è stata tirata da me Dentro, e sì. bollita da me, l'ho fatto vedere un sacco di volte come si fanno le lasagne. Questa come l'hai si fa fatta la tu, ma pasta, sì. smettila, ma che hai fatto? magari Ma pure si pure non vede che l'avessi- sono perfetti, pure non guarda. l'avessi mai visto. Ecco qua, vedi? E abbiamo fatto. E andiamo a fare questo bel condimentone così. Sì, allora.
Poi diamo, cosa ci va? La ricotta salata di norma, Di norma. nella norma ci va la ricotta salata. E mettiamo un po' di questa ricotta salata così. Posiamo questo. Ora, per poter fare il ripieno, dobbiamo creare... Variazione farla di Maillard. No, non c'entra niente hard. Non c'entra niente No. hard, no. Guarda, così. Dobbiamo farla addensare. Come la Addensare, facciamo con addensare? l'amido. Brava. Usiamo l'amido di mais. Brava. Allora io chiedo qui un applauso delle 460 persone che ci sono oggi qui in studio con noi. Dai. Per favore, fatemelo sentire. Senti che bello. Dai. Allora, quindi vedi Allora, l'amido di ma- mais. Qualsiasi cosa tu vuoi addensare, amido di mais. Lo sai Butti cosa e mi addensi. dicono i telespettatori Che ti nostri? dicono? Mi dicono, dice, ma siete alla seconda stagione c'è chi la vuole cotta? Sì. Dice, ma lo sapete che Desiree È migliorata? sembra un'altra? È migliorata, vero o no? Molto, veramente. Eh sì, e me lo vabbè. dicono tutti. Ecco, e torniamo che abbiamo diluito l'amido, aumentiamo un poco la sweetness, giusto? Sì. Perché lo sai che quando aggiungiamo liquidi dobbiamo Bisogna sempre, aumentare la fiamma in sempre maniera che aumentare così la il liquido E andiamo. il liquido evapora. fiamma. Evaporia. Allora, sì. Hai visto? Guarda che cosa ti ho Si è creato. addensata. Ti ho creato un ripieno. Che poi questo è il modo anche come si fa il sugo per l'arancino catanese. Ecco qua, vedi? Si è addensata benissimamente. Vogliamo fare un recap su quello che... Allora, intanto ricordiamo dove possono vedere le puntate. Dillo tu. Ah, su Sicilia Play, che schiacciate nel telefonino, c'è YouTube e dentro il tube ci vedete... Ma no, ma il canale YouTube, ma che c'entra dentro il tubo? Dai. Guarda che YouTube è la cosa più catanese del web. Perché? A Catania io come si dice? You. Tube. YouTube è catanese. È la cosa più Vabbè, catanese che ragazzi, c'è del web. rivedete le puntate su Sì, Sicilia e Play. intanto facciamo un attimino Allora, un stiamo recap di facendo quello- cosa? Cannelloni alla norma. Alla norma, Questi si possono anche comprare, diciamo, No, puoi farti la bella pasta stirata, noi l'ho fatta io con lo stirapasta, tutte cose, però è Ecco, com'è la prodotto pasta? Un genuino. uovo Ogni 100 grammi di... ogni 100 grammi Se vuoi fare pasta all'uovo. di farina, pazzesco. Ok. Poi, questo cosa abbiamo fatto? La salsa, Abbiamo praticamente. preso la salsa, le melenzane fritte, le abbiamo messe insieme, abbiamo preso dell'amido di mais. Non si sa mai. E poi, oppure E lo stiamo addensando. c'è il barattolo quello, Ora lo andiamo a ragù prendere. alla norma. Esatto, ragù anche alla norma. al supermercato, no? Certo che è fantastica sta ragazza perché le trasmissioni vengono No, vengono, dai. stiamo Ecco, scherzando. certo Allora, che va stiamo bene, dai, scherzando. ragù alla Lo mettiamo norma. qui, alla Salsa di norma. pomodoro e melenzane che hai fritto precedentemente, Certo, giusto? fritte a cubetti e poi abbiamo aggiunto L'amido di ma mais. anche la ricotta salata. Ah, è la ricotta Non salata. lo Vedi, questa dimenticavi. è l'amido di mais ci ha permette favorito di- questa consistenza Esatto, così, diciamo, esatto. giusto? Mm. Ora cominciamo a preparare le lasagne. Dai, va bene, ci sono. i cannelloni, Dai. va bene. Allora, Allora, design, abbiamo fatto il ripieno. Sì. Componiamo i cannelloni. dai, componiamo. Potresti Componiamo. prendere quella teglia la prima? Quella vuoi? Quella la prima. Questa? Andando, incredibile. Domani ci sarà maltempo. Perché vi ho detto di prendermi una cosa. Che dicevi? Ah, niente, sono contento. Allora, quindi, pronti, Contentissimo, componiamo, guarda. componiamo, bellissimo. E allora, componiamo, giusto. Abbiamo detto che non usiamo besciamella, No. niente di tutto questo, per cui ci fidiamo della nostra bella salsa repomarone. Oggi leggeri, cannelloni fit. Ma tu lo sapevi che la salsa è digestiva certe volte? Perché? Certe volte è digestiva da Ah sì? Sì. Ah, vabbè. Ti viene proprio... Bella, ti fa digerire. E allora prendiamo queste belle fette qua di pasta, mi dai un cucchiaio Ma e ti certo. ringrazio. Così. Guarda, lo voglio fare io uno Esatto, anche. guarda, così. Facciamolo insieme, guarda. Guarda. Posso lavorare qui io su questo piano? Ma certo. Allora, prendo un E avvolgiamo, cannellone, guarda, avvolgiamo lo metto qua. e lo metti qua. Facciamolo insieme, fanne un altro, dai, Va così bene, io ti dai. guardo. Prendiamo una fetta. Prendiamo il composto, Metti qua. lo mettiamo qua, Sì? andiamo ad avvolgere così.
cerca, esatto, gira, qua. E voilà. Brava. Signori, ma guardate che brava! Ma guardate la Desiree che cosa mi fa! Cioè, è scioccante qua, guarda. Guardate la Desiree! Livelli altissimi. Altissimi, altissimi che piano. Allora, ma ottavo piano, Ottesimo. cosa? In italiano si dice ottesimo piano. Vabbè, lasciamo stare, Vabbè, dai. Luciano, tu con l'italiano hai litigato da te. Allora, quindi, lo devi sparare per un po'? No, poi ci pensa il calore a fare. Poi ci pensi Però il vedi, hai calore. sbagliato. Ah, vedi, aspetta che lo giro. La chiusura deve stare sempre sotto. Va bene. Va bene, allora. Perciò, Ecco qua, guarda qui. belli, bellini questi cannelloni. No, bellini. Bellini perché sono alla norma. Aspetta. Che c'è? Zio Gianni, scusa. Che dice lo zio Gianni? Che non ha lo detto? so, zio Gianni, Che non ha lo detto? so. Cioè, ma com'è che è diventata così spiritosa, così intelligente? Così che Intelligente lo sono sempre stata, sempre stata. Anche spiritosa lo sono sempre stata. Ma Dai, dopo andiamo zio avanti. Gianni veramente non se ne parla di sta cosa. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Forza. Ci Allora, brucia. Ecco qua, guarda. Poi andiamo a mettere solo salsa. un po' di salsa così e la ricotta salata la metti dopo? Brava. Sul finire? Brava. Bene, veramente bellini, dai. Non mettiamo bechamel completamente. No. E ci sarà questa bella cottura nel sugo con questa bella ricotta salata. Guarda che cosa, guarda, vai. Ecco. A puntare qua abbondandum. Allora, vanno in forno? Eh? Vanno in forno, No, no? vanno in bicicletta. Quanto stanno in forno? Questi devono stare una quartata di ora a 2,20 perché già il prodotto è tutto cotto. Bene. Dobbiamo solo fare Un assestare quarto d'ora, il tempo che tutto insomma si amalgami, giusto? il tempo che tutto sia qualoria. Si acqualoria. Allora, nel frattempo sai che facciamo? Diamo i consigli per i consigli. La seconda ricetta che cos'è? Dimmelo, Aspetta, i anticipamelo. consigli per i consigli, ma ne dici dato che è in musica, dimmene in musica. I consigli per i consigli. Di nuovo. No, basta. Di dai. nuovo. Vai. Dillo. Consigli per i consigli. Desiree, abbiamo i cannelloni in forno, sì, e adesso facciamo... Ti è piaciuto? Sembravo... no, mi hai rovinato l'opera. Che trash. Lea. Trash, questa, la lirica è trash. Trash, sai quale sarebbe stato? Te lo dico io. Valli a prendere, dai. Desiree, mi messo tutto in forno. Invece ti ho detto, Desiree, abbiamo messo tutto in forno. Mi fa ridere. Allora dai, ora innanzitutto tra poco esco i cannelloni, però ti devo dire l'altra ricetta. Va bene. L'altra ricetta è l'omelette alla Mascagni. E com'è l'omelette alla L'omelette alla Mascagni, diciamo che l'omelette nasce in Francia, tu lo sai. Certo. Che l'omelette non è l'otolette. Tu hai l'otolette e io l'omelette. E andiamo a curcare, capito? Ognuno ha la sua lette. Dai, va, facciamo un poco. Allora diciamo. Senti, ma Mascagni che fa? Che cosa canta lui? Mascagni. La cavalleria rusticana. Qual è il suo brano più famoso? Basta. Che è? Perché Perché Turinno va al duello. Ammazzare a compare Turinno. poi scompare, abbiamo detto sempre, Di no? nuovo. Scompare Torino. Vabbè, allora, Va bene, allora. una ricetta, come si chiama? Quelli erano i cannelloni alla norma. Questi cosa sono? Questa è l'omelette alla Mascagni. Ma l'hai inventato tu alla Mascagni? No, si chiama esiste, così esiste, omelette alla esiste, Mascagni? non mi- Esiste? Vabbè. magari l'avresti Ma inventato senti, io. dove, ma non è che così. ricetta è? Da dove? Allora, la da ricetta che è parte? un'omelette. È francese perché l'omelette Ma nasce in Francia. francese così alla Mascagni? No. Sì, credo di sì, che proprio nasca proprio in Francia l'omelette alla Mascagni che hanno aggiunto del bacon, Sì. che poi puoi usare bacon, pancetta, quello che vuoi, preferisco il bacon, e dei funghi, per cui noi andiamo prima di tutto a tagliare i funghi, così.
Bene. Vedi bene. Quindi delle slide di funghi. I funghi che non si lavano. Che non si lavano, lo sai che ci pensavo, lo stavo per dire. Pazzesco, Si mi hai letto asciugano bene bene. nel pensiero. I funghi non si lavano. Non Mi si- sembrerà strano, ma non si lavano. E quindi scusami, uno come fa? Con la terra? Ma tu lo sai che anche tra i funghi c'è i sentimenti, ci sono i sentimenti, ci sono le voglie. Che vuol dire? E un fungo si è avvicinato a una funga, l'ha accarezzata e quella gli fa porcino. Come posso andare, ragazzi? Mi posso licenziare? Bellissimo, Posso? bellissimo, sì. Licenziati. E allora andiamo a Va mettere bene. il Allora. filino d'olio Quindi, i funghi a fettine Così, sì. abbiamo tagliato, no? e li andiamo a saltare. Questo è grosso, lo vuoi fare più fino? Fallo più fine, come ti pare a te. Poi mi dai del prezzemolo che è là? Qua. E lo andiamo a tritare un pochino di prezzemolo qua. E voilà, e voilà, e voilà. Questo è bel tritè, lo lasciamo qua e andiamo a mettere i funghi. I funghi, I funghi. i funghi, come direbbero zio Gianni, I funghi. i funghi, brava, ti piacciono del sale, non è un po' di sale? Senti, lo vedo un po' annoiato lo zio Gianni, eh? Sì, 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 in effetti Bisogna sì. coinvolgerlo di La più. colpa è tua, Non mi la colpa piace, è non mi tua. piace, non mi sta piacendo. La colpa Lo è zio tua Gianni. perché lo zio Gianni mi appare in sogno e me ne dice Non mi hai piace, idea non mi quanto. piace, oggi non mi Non piace hai lo idea zio quanto. Gianni. Perché? Non lo so, Lo vedi male, vero? lo vedo male. Allora, quindi saltiamo in padella questi funghetti. Che Poi sono? che Quali facciamo? funghi sono questi? Quelli del supermercato. Esatto, si chiamano Creoli. i cremini, questi sono i funghi cremini. Creoli. I creoli. Chi su i creoli? Ma i cremini, tu lo sapevi i cremini? No, tu lo sapevi i cremini? No. Tu lo sapevi i cremini? No. Vedi? Lui lo sapeva. Nessuno lo sapeva i cremini. No, Nessuno. l'unica che non lo sapeva sei tu, che non lo sapeva. Ma cremini perché? Perché sono cremosi? No, Allora, va bene, quindi aggiungiamo il prezzemolo. così. Guarda. E voilà. E questa è una base che noi, Bella, bella, una bella saltatina. E già sarebbe quasi un piatto. guarda. come vedi, non li porto avanti di cottura. No, Perché dobbiamo lasciare questo bel senso del fungo cremoso. semicrudo. Cremoso li vogliamo, i funghi cremini. Ah, è saltato. Ecco, allora, Ok. Questo è pronto e lo spostiamo, lo mettiamo qua. bene. Poi ci serve un'altra padella, certo la signora Maria a casa sta dicendo ma tutte queste padelle! Hai signora, ragione. lei non lo- fa una cosa alla volta, quella lo svuota, riusa la stessa padella. Dai, glielo facciamo vedere, poi facciamo. Qui c'erano i funghi, facciamoglielo vedere, dai. Così accontentiamo la signora. Ecco qua. Non ha detto niente la signora. No, l'ha detto, io l'ho sentito. Lo sai chi mi fa da tramite in questi casi? ti fa? Lo zio Gianni. Ah, lo zio Gianni ti dice? Lo zio Gianni mi dice lo specchio, qua c'è il bacon. Allora, Adesso prendiamo il bacon, sì, aspettiamo che questa sale di temperatura, bene Altissima. bene, 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 e andiamo a fare questo lavoro easy, guarda. Senti, senti, guarda come Senti. sfrigola. voi non lo potete sentire ma sta sfrigolando, e perché? Perché sfrigola? Perché sembra una Perché il musica? bacon adesso suda. No, Tutta sta perché- temperatura alta. Ma perché? giustamente, Perché sembra una musica? Perché è una puntata dedicata alla musica. Ah, Abbiamo fatto ecco. Bellini, adesso c'è Mascagni. Esatto, Con Cavalleria Rusticana. brava. Eh, L'intermezzo, cantamelo che mi viene no, meglio se no, cucina. troppo nel mezzo. Oh, Cantala tu. cioè, non lo so cosa le è successo perché non era così. Allora, non era quindi, così. va bene. Stiamo steccando, Steccando brava, il bacon. il bacon. Ah,
Chi ciavolo? Voi lo dite pure a Catania che ciavolo, certo. vero? Oserei Bene. dire che questo lo tiro fuori. Questo già è sudato. Basta. Sì, ha corso parecchio. Ha fatto 10 km. Esatto. Basta. Ah. Ecco. Ecco. Ed ecco. Togliamo questo e usciamo i cannelloni. Beh, pazzesco. Dove sono? Qua. Guarda che sono belli, guarda. Bellissimi, bellissimi, bellini, bellini. Ah, cardo però, cardo. Diamo un'asciugatina qui. Allora, quindi E come proseguiamo? Adesso dobbiamo fare l'omelette. Dai. Guarda che bella. Bellissimo. Guarda, adesso facciamo una cosina così, guarda. Guarda. E voilà. Che ci vuole? Ti piace? Sì. E ora bello. impiattiamo? Impiattiamo, dai. Allora. guarda. Prendiamo un bel piatto di questo. Guarda. E andiamo. Mi dai una pinza, me la dai una pinza. E andiamo a mettere questo qua. Sì. Questo qua. Così, guardami, dimmi, Bellissimo, bellissimo, ragazzi. qualche Bellissimo, niente. dimmi qualche cosa. Che ti devo dire? Qualche cosa. Quando mangiamo? No, mi devi dire qualche cosa, io ho detto qualche cosa. mi devi Ah, dire- qualche cosa. No, qui ci spegniamo. Andiamo, me lo dai un cucchiaio me lo dai. Certo. Esatto, va bene. Questi, guarda. Andiamo a mettere questi funghettine easy, in this way. Senti che quello di prezzemolo. Sì. Va bene così e poi andiamo a piattare l'omelette. E voilà. E Pronti? abbiamo fatto una cenetta. Poi dice, ma che mangiamo solo uova? Hai fatto una No, cosetta facciamo una molto cosa più carina. particolare. Adesso togliamo tutto quanto e passiamo all'assaggio. L'assaggio. Dopo che abbiamo fatto però un recap della Un ricetta. recap, dai. Per l'omelette solo uova, sale e un poco di parmigiano. Semplice. Abbiamo staccato il bacon, abbiamo saltato in padella i funghi cremini con un po' di Percy. Sai cos'è il Percy? Prezzemolo, Brava. quindi un contorno diciamo così, Così, leggerino, gradevole. leggerino. Poi abbiamo fatto i bei cannelloni alla norma. Sì? Va bene. Basta, va C'è un bene. telefonino che non Allora, prende. senti, dai, passiamo Allora, all'assaggio. l'assaggio, io Dai. oserei dire, giochiamo con i tempi. Siccome sono due sapori che contrasterebbero, facciamo conto che ti sei svegliata adesso, hai trovato una colazione molto English. Quella, va qua c'è bene, la ci cosa. sto.
E cominciamo dalla colazione. Una Molto colazione, sono English. appena sveglia e dico cosa c'è Esatto. da mangiare stamattina? Esatto. C'è un'omeletta alla Ma mascagni. io vorrei far vedere una cosa. Cosa? Ecco, aspettai. Scusa. Signori delle camere, volete vedere la compattezza di questa? Incredibile, Pazzesco. pazzesco. Allora, guarda che faccio, prendo po' un di pezzetto di bacon, bacon, questo pezzetto frittato, e un funghetto cremino. Trallallà. Ok. È come se fosse una colazione mattutina. Buono. Buono. Ma questa poi... Come l'hai fatta così morbida? Come l'hai fatta? Non l'hai visto, non l'hai visto, basta con niente. Ci vuole la mano. Perché è così? Perché avete visto come ho fatto? L'ho fatta partire da uova che sembra che fai le uova strapazzate. Pazzesco. E dopo si compattano. Pazzesco, guarda, veramente, Che poi bravo. come si fa l'omelette? En France lo fanno così. Io Ottimo. però te lo tolgo. A questo punto passiamo all'assaggio del cannellone, è giusto? Per cui prendiamo un piatto di questo di qua, così. Mi fai prendere una palette, mi brucio e non ho voglia di bruciarmi. E voilà. Stacchiamo un cannellone, così, e lo mettiamo qui. E voilà. Bruciato! Vediamo un po', E devi prendere pure il ripieno. Devi prendere pure il ripieno. Certo. Così, brava, così. Pazzesco. A paletta. No, è troppo questo, aspetta, guarda. C'ho a metà. Guarda. Ora me la prendo io, non Ci è una metto la sinfonia. melenzana. Non è una sinfonia. È buono. E allora, la musica in cucina c'è? C'è. Signori, musica in cucina. Poi Ve se la metti la ricanto- radio, dico, Ve la ricanto con immenso Bello. piacere. la sottofondo, dico, no? Costa diva, sembra che ce ne andiamo. Alla prossima puntata. L'acuto non mi è venuto bene. No, direi di no, sembravi veramente i cugini di campagna, più che Castadiva. Cannelloni alla norma, 6 lasagne all'uovo, 2 melanzane, 1 litro di passata di pomodoro, un cucchiaio di concentrato, 100 g di ricotta salata. Omelette alla Mascagni, per l'omelette, 3 uova, 50 g di parmigiano, sale e pepe quanto basta, per il contorno 200 g di funghi cremini, 50 g di pancetta o bacon steccato, prezzemolo, sale e pepe quanto basta.